Da gennaio a novembre dello scorso anno i turisti stranieri che sono venuti in provincia di Treviso hanno speso 176 milioni di euro, con un incremento del 15,8% rispetto all'anno precedente, quando l'incremento medio regionale è stato dell'1,1%. Quindi si capisce che c'è veramente un potenziale altissimo che può essere sviluppato nei prossimi anni, di qui in avanti, se sempre più si riesce a fare sistema tra tutti gli operatori economici del territorio. Non un turismo di massa, ma un turismo che cerca la qualità ed è disposto a spendere. Una tendenza in crescita che per la Marca e il suo rilancio economico è un treno da non perdere. Treviso e le sue aziende devono riuscire a intercettare i visitatori che ruotano tra Venezia, Cortina, terme e spiagge. È per questo che abbiamo insistito molto nei tavoli provinciali nel tentativo di creare la cosiddetta OGD, no? Questa nuova organizzazione di gestione della destinazione che mette intorno al tavolo, in questo caso con un protocollo condiviso, ben 85 comuni della nostra provincia e tutte le associazioni di categoria, perché tutti facendo sistema possono contribuire allo sviluppo del territorio. Per giugno pronta anche la ciclovia dell'amicizia Monaco-Venezia, 560 km di pista ciclabile. Che non vuole essere soltanto, dicevo, un tracciato sulla carta, ma si sta creando una vera e propria rete d'impresa. Candidata al Consiglio regionale per Forza Italia, Silvia Moro punta a portare anche in regione l'esperienza maturata come assessore in provincia. Stiamo lavorando seriamente a tanti progetti, un lavoro che comunque andrà oltre la data del 31 maggio, perché è proprio quel lavoro che ho iniziato un anno fa con il mio impegno istituzionale, quindi fare rete per sviluppare progetti per il territorio.